Bravi, bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, veniamo da un periodo nero e dire veramente poco. Siamo a 3 sconfitte di fila, veramente male così, dobbiamo assolutamente riprenderci. Vediamo se riusciamo a farlo in questa partita e vediamo chi sarà il nostro avversario. Come sempre, se vi fa piacere lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e commentate per farmi sapere che ne pensate di quello che state per andare a vedere. E ragazzi, se vi fa piacere davvero fatelo, perché mi supportate in un periodo veramente complicato in cui stiamo perdendo troppe partite. Detto ciò, avversario trovato. Avversario trovato. Napoli, Shizuka Shimizu. Atletico ma non troppo, interessante. Vediamo. Stadio di Scorpiao, giochiamo in casa. O più o meno. Allora, schema di gioco, vediamo tutti bene in casa Napoli, informazione avversario gioca una difesa a 3, a questo punto proverei ad invertire gli esterni e vediamo cosa succede. Ha un centrocampo abbastanza folto, non sarà facile. Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Chiaresi. Si parte. Napoli Shinsu qualcosa. Le condizioni di oggi sono ideali per Osimhen muove la prima palla per Lobotka, parla per Mario Rui che scende Rui, attenzione Rui, porta palla, la dà a Politano che può arrivare al cross dalla 3/4, cross molto corto, prova a ripartire gli avversari, con Figo, attenzione. Chissà non riesce a sporcare bene questa palla, attacca Griezmann, cross in mezzo, Rachmani e Zielinski, palla per Osimhen che si gira, Osimhen dentro per Politano, niente da fare. Attenzione, provano a ripartire loro, Zielinski, break in mezzo al campo, bellissimo di Zielinski, palla per Osimhen, dentro per Anghissà che riesce ad andare da Politano che scende, l'alza per Osimhen, la palla presa dal portiere che salva i nostri avversari che adesso provano a ripartire. Rachmani in uscita, arriva Zambo Anghissà, scende Anghissà, la palla arriva a Politano, tacco per Anghissà, niente da fare. Un po' sfortunati noi qui secondo me. Tiene Rachmani, prova ad andare a chiudere insieme a Di Lorenzo, niente da fare, attaccano loro, Lobotka, break e palla per Politano che fa correre Osimhen nello spazio, scende Victor Osimhen. Osimhen, attenzione, Osimhen prova a dribblare, molto male Osi qui, molto male Osi qui, provano ad andare loro, Zielinski a pressare, attenzione Osimhen, pressa, non ha la meglio qui, Zielinski, recupero palla alto di Zielu, palla per Anghissà, si gira Anghissà, vede dentro Victor, che si fa rubare palla da Van Dijk, purtroppo, Anghissà, Zielinski, ripartono loro, attenzione Nathan deve chiudere su Figo e la chiusura alla fine di Lobotka che mette palla in calcio d'angolo. Peccato per la conclusione. Quando scatta e cambia direzione diventa imprevedibile, è una gioia. Calcio d'angolo. Attenzione Lobotka su De Ligt, la palla va fuori fortunatamente, Anghissà, un po' di confusione qui, la palla esce, Kvaratskhelia rincorre tutti e fallo poi di Kvara. Fallo di Kvara. Kimmich sulla palla. Messi, ma che cazzo di gol ha fatto? Un tiro eccezionale. Guai. Così il gol del vantaggio. Una traiettoria strepitosa. È davvero difficile fare meglio di così e da così lontano poi. Tutto molto bello. Gol assurdo di Messi. Incredibile come il portiere non possa arrivare su una palla del genere. Intanto siamo sotto 1-0. Mario Rui prende palla, Politano dentro per Zielinski che si ferma, Zielinski entra, riesce Zielu, attenzione, prova a seminare il panico in area, attenzione, fa tutto lui, dentro per Mario Rui, calcio d'angolo, attenzione, calcio d'angolo. Vantaggio allucinante della squadra avversaria.
Zielinski, palla dentro verso Victor Osimhen che prova a rimetterla dentro, la palla non arriva a Politano, Lobotka prende palla, la appoggia ad Anghissà per Kvaratskhelia che si gira, Kvala entra in area, Kvara dentro, ma Sommer anticipa Osimhen che si fa la passeggiata. Nel frattempo loro battono tranquillamente, Kimmich provano a ripartire, attenzione, provano a penetrare, Zielinski, attaccano loro, attenzione, Anghissà, Lorenzo, Zielinski, attenzione Di Lorenzo a recuperare questa palla, prova a ripartire il Napoli con Giannino Di Lorenzo che scende, palla al piede, continua ad andare Di Lorenzo, penetra Di Lorenzo, attenzione, palla poi per Kvaratskhelia, pallaccia di Lorenzo per Kvaratskhelia, brutta transizione qua, provano ad andare corti con Kvara che prova a dare fastidio all'intera fare, attenzione Anghissà, Zielinski prova a chiudere, niente, Griezmann, Lobotka deve andare su Haaland, niente da fare, attenzione, Messi, attaccano ancora loro, Zielinski a recuperare palla ma non ci riesce definitivamente, Lobotka, Mario Rui, palla per Matteo Politano, scende Politano, appoggia per Zielinski, la palla arriva a Zielo, però Osimhen che si gira dentro per Kvara, la palla non passa, azioni sempre un po' macchinose, arriva Di Lorenzo, palla per Anghissà, dentro per Kvaratskhelia che prova il cross dalla tre quarti, Kvaratskhelia, calcio d'angolo, Ovaldo, a Carbonara, non era Carbonara, attenzione, Zielinski palla verso Zambo, Anghissà che prova a colpire, la palla non arriva a nessuno, attenzione Anghissà, provano a ripartire loro con Griezmann, Robertson, palla dentro, attenzione, attaccano ancora loro, Nathan recupera palla, Anghissà, oggi a Mario Rui che prova ad allargare, la palla sbatte su Griezmann, l'esecuzione un po' meno, vabbè, poi ti spiego. Mario Rui, palla per Politano, vede dentro Lobotka, attenzione Lobo, appoggia per Anghissà, si ferma, sappiamo un po' cosa fare, Lobo allarga per Mario Rui a questo punto, che va da Zielinski, si ferma Zielinski, prova ad appoggiare per Mario Rui che crossa in mezzo per Osimhen, la riesce a colpire, Zielinski per Lobotka, dentro per Anghissà, la palla resta lì, riescono ad uscirsene loro, incredibile ragazzi, la asfissiante su questo giocatore sta funzionando. Zielinski non riesce a chiudere qua, scende Kimmich, attenzione, palla dentro, Nathan chiude, Lobotka poi allarga per Politano che va da Zielinski, proviamo ad andare in contropiede, Zielinski, palla per Mario Rui, dentro ancora per Zielinski che penetra, non riesce ad arrivare da Osi, e poi loro riescono a liberare 1-0 a fine primo tempo. Ragazzi, abbiamo attaccato abbastanza, non abbiamo tirato tantissimo, partita bruttina fino ad ora, dobbiamo assolutamente fare di più nel secondo tempo. Tanto si riparte, proviamo, aspetta, non ho attaccato, attaccano loro, dobbiamo provare a fare molto di più rispetto al primo tempo ragazzi. Attenzione Politano, non riesce a fare un break qui, Griezmann, esce Nathan che recupera una gran palla, poi va da Politano che fa correre nessuno perché difensore fa un intervento spaventosamente incredibile. Attenzione Mario Rui deve chiudere su Figo che può crossare in mezzo, Meret anticipa Haaland che rilancia lungo verso Victor Osimhen che appoggia Kvaratskhelia che prende questa palla, si gira malissimo Kvara, devo invertire un attimo gli esterni, attenzione Messi, Figo deve chiudere qui, Mario Rui non ci riesce, Figo riesce ad arrivare al cross, Di Lorenzo prende posizione, Anghissà, fallo su Zambo Anghissà, sì, sembra molto forte, fenomeno non lo so, però sembra molto forte. Allora, facciamo così e poi tra un po' cosa mai facciamo qualche cambio. Invertiamo un po' gli esterni ragazzi, con Meret che adesso va
centralmente la prende Kvaratskhelia, Osimhen prova ad andare di tacco, niente da fare. Provano ad andare loro, Di Lorenzo deve chiudere, non ci riesce, Anghissà prova a dare una mano, Anghissà, se ne va Robertson, anche Kimmich, Nathan, bell'intervento di Nathan, che poi la dà centralmente per Zielinski, palla lunga ragazzi, porca troia. Attenzione Griezmann, Nathan ancora, prova ad andare da Kvaratskhelia che si gira Kvara, rientra Kvaratskhelia, attenzione, Kvara prova ad andare da Zielinski, niente da fare, non riusciamo ad attaccare o a costruire bene, palla per Zielu, una palla non arriva ad Osimhen, addio, Nathan, recupera la palla Nathan, va ad allargare ancora per Kvaratskhelia che ha adesso un po' di spazio Kvara, scende Kvaratskhelia che cross e mezzo, la palla passa Sommer, no è forte, è forte. Stiamo provando a veramente insistere un po'. Attenzione Rui, deve andare a chiudere su Figo che rientra, Kimmich, Zielinski, niente da fare, Griezmann, attenzione ad Haaland che allarga, prova ad andare a chiudere Di Lorenzo, c'è il cross in mezzo, Meret, attenzione Figo, Zielinski, recupera questa palla alla grande, palla per Osimhen, scende Osimhen, la dà Kvaratskhelia, prende palla Kvara, rientra Kvaratskhelia, cerca dentro Victor Osimhen, Anghissà, secondo me lì c'era un piccolo fallo su Zielinski, secondo me c'era un bel fallo da rigore su Zielu, ma niente da fare ragazzi, attaccano ancora loro, con Figo che prova a rientrare, palla dentro Nathan, palla per Mario Rui che allarga per Kvaratskhelia, Kvara appoggia per Zielinski che si gira Zielinski, prova ad andare dentro, niente da fare, palla dentro Lobo, a sporcare ancora questa palla Zielinski, palla per Osimhen dentro per Politano che arriva a tirare, la parata Kvaratskhelia, la pareggiamo, conquista Kvaratskhelia, terzo gol stagionale per lui, non segnava da un po', perché lui è figo, tanto la pareggiamo con Kvara, una partita difficilissima, mettiamo un po' Olivera, mettiamo un po' ragazzi, un po', sta scaricando le cuffie, un po' Traoré al posto di Zielinski, devo mettere le cuffie sotto carica, altrimenti facciamo un cazzo di macello ragazzi, facciamo un cazzo di macello, eccole qua, cuffie in carica e mettiamo anche un gong per Politano, assolutamente, abbiamo Simeone che sta bene al posto di, e tolgo anche Kvaratskhelia anche se appena segnato, ma è stanco ragazzi, cambiamo tutto l'attacco, andiamo di freschezza e proviamo assolutamente a portarceli a casa, ci proviamo, un quarto d'ora alla fine ragazzi. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Attenzione, break di Traoré che è fresco adesso, palla per Giacomino Raspadori, si ferma Raspadori, prova a rientrare, Raspadori studia la situazione, la dà al Ciolito Simeone, sui piedi il Ciolito, attenzione, perde palla, peccato. Scende Simeone, proviamo a recuperare questa palla, arriva Traoré, il Ciolito non riusciamo a recuperarla, niente da fare, attenzione, Figo, De Bruyne qua, Ciolito, Di Lorenzo, palla dentro, wow. Cazzo di Lewandowski di merda. Lewandowski ci trafigge, ma porca troia raga, dai ero. Di Lorenzo, palla per Rachmani, Olivera dentro Traoré, palla per il Ciolito, Anghissà, larga per Di Lorenzo che prova a scendere, palla per Anghissà, prova ad andare dentro Zambo, niente da fare, ripartono loro, prova a chiudere Ngong, Lobotka, bella chiusura, larga per Ngong, attenzione Ngong dentro, la palla non passa ragazzi, non passano mai quei palloni, attenzione Sommer, Raspadori, Figo, gira Olivera che se ne va, prova a tornare Traoré, riesce a recuperare palla Traoré, Traoré dentro da Raspadori, che però è molto solo Raspadori, dentro per Lobotka, prova a scendere Lobo,
Allarga ancora per Raspadori che si ferma. Grandissima lettura. Tacco senza senso di Raspadori, non capisco perché. Vabbè. Male, male, male così ragazzi. Figo ancora dentro Nathan, palla dentro Traoré. Ma perché l'ha presa Traoré? Ma che stanno avendo i giocatori ultimamente? Traoré, palla per Raspadori. Raspadori anch'essa dentro per il Ciolito, va dentro da Raspadori. Palla lunga. Palla lunga. Il lancio lungo, finisce qui, perdiamo la quarta partita di fila ragazzi. Una partita molto piacevole da vedere, con molti episodi. E qua ovviamente però i tifosi si devono concentrare sul risultato che purtroppo per loro è negativo. Quale cosa delle carte, Aldo? Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Male così ragazzi. Decisamente opaca. Male così, perdiamo altri punti, scendiamo 1201. Quarta di fila persa.